Abbiamo visto il fumo, sentito le sirene e il personale dell'hotel che ci diceva di uscire dalle nostre stanze. Abbiamo avuto paura. A raccontarlo una coppia di turisti polacchi che alloggiavano al nuovo hotel di via Ceccherini a Mestre, quando poco dopo mezzogiorno è divampato un incendio da una delle stanze al quinto piano su un edificio di 8. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco giunti da Mestre e Mira, che hanno circoscritto il rogo in breve tempo, ma il denso fumo che ha invaso gran parte della struttura ha costretto all'evacuazione. In quel momento erano 434 gli ospiti presenti, tra cui 160 minori, e alle 14 erano ancora tutti nella hall al pianterreno dell'albergo, tra divanetti e tavolini, in attesa di poter rientrare nelle loro stanze, seguiti dal personale dell'albergo che nel frattempo forniva loro acqua fresca, bibite e snack per farli sentire il più tranquilli possibile. Nessuno è rimasto ferito né ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso. Secondo una prima analisi, l'incendio di natura elettrica sarebbe stato causato dal probabile malfunzionamento della batteria di un power bank.